Quello sullo sfondo è il castelletto di Caltanissetta. Quale? Sullo sfondo è il castelletto di Caltanissetta. Come si pronuncia questo? Pupasmena o pupo di zucchero. Sullo sfondo del pupo c'è il... Ah, sì, sì, lo conosco questo caso. Lo conosco, sì. Nella salita della stazione. Sì, esatto. Nella stazione. Questo invece è un gelato al vestito di pastelleria, preparato da uno dei pochi accademici gelatieri che abbiamo qui in Sicilia, da Ernesto Casalogna. Questo invece è il pistacchio e vede sono illustrate le varie fasi del pistacchio, che tutti conoscono, il guscio, il pistacchio sgusciato e infine il gelato. Queste invece sono le olivette di Sant'Agata, tipiche del catanese legate alla patrona della città, e penso siano fatte di marzapane, non sono olive vecchie cosparse di zucchero, dovrebbero essere anche queste di marzapane. Questi invece dolcetti di mango per di tutto il territorio, e non solo questi, anche il croccante alla mandorla, sì, c'è una grande varietà di dolci alla mandorla. Infatti nel libro c'è un ampio capitolo dedicato alla mandorla, perché la mandorla insieme al miele e alla ricotta è uno degli ingredienti più usati nella pasticceria siciliana. La cassata ha tutta la stessa ricetta da Palermo fino a Messina o ci sono delle varianti? Beh, così come per i cannoli le varianti non mancano. Questa è la cassata, come dire, tradizionale, autentica. Un'altra variante molto diffusa è la cassata... Che si fa a base di? La cassata è la ricetta c'è nel libro, io non l'ho mai assaggiata, quindi non posso dire, però marzapane... Queste anche cassate? Queste cassatelle, sì, tipiche del catanese anche. Dicevo, un'altra variante della cassata è la cassata al cannolo, che ha una base più croccante. Nel libro sono riportate tutte e due, non mi ricordo vuole dare un'occhiata, lo faccio vedere così vediamo anche gli ingredienti. Questi invece sono dolci di Natale tipici del trapanese. Queste sono le cascatelle di Mazzarino, ripiene di ricotta e di limone. Sono fritte? Sì, sono fritte. Fritte nell'olio? Fritte Però nell'olio. sono salate? No, Dolci salate? Dolci, tutto dolce. Ecco, qui un altro dolce fritto, sono spingi di San Giuseppe, ma la preparazione è analoga alle spingi di Carnevale. Mi pare che a Mondello c'è una variante di queste spingi che sono sempre fritte, però ripiene di ricotta e scaglie di cioccolato. Questi invece sono dolci da riposto di Erice, nel trapanese sempre. Dolci riservati agli ospiti, insomma, che vengono tirati fuori per particolari occasioni. Questa invece è la frutta mascherona nella sua forma più tipica. Questa è sempre legata alla festa dei morti, perché i morti lasciano questi dolci ai bambini e al risveglio li trovano vicino al letto, in casa. Questo invece è del trapanese, dove la festa di San Giuseppe è molto sentita, c'è l'uso per l'appunto di queste tavolate imbandite e dei pani votivi. Infatti vede, tutte queste forme sono forme di pane, ma anche nelle altre zone della Sicilia la festa di San Giuseppe è molto sentita. Per esempio nel Palermitano penso che facciano un risalò per la notte di San Giuseppe, o comunque un po' dappertutto l'uso della tavolata è ancora in voga. Poi le tavolate vengono allestite dentro le chiese, oppure ci sono famiglie che per tradizione hanno il compito di allestire la tavolata che partecipa a tutto il quartiere. Questi sono sempre dolci del trapanese, sì, Palazzo Lacraia penso che sia del trapanese, sì, sono passi al mandarino, anche qui mandorla, mandarino. Questa invece è un'altra variante della frutta martorana, a forma di pesce, questa volta perché si può modellare come si vuole il marzapane.
Queste hanno le forme che usano sempre, no? I pasticceri hanno delle forme già predisposte. Penso di sì, perché insomma farli a mano mi sembra un po' difficile, penso che ci saranno delle forme. Questo è il libro. Sì, questo è il libro, è la seconda edizione del libro, perché qualche anno fa insomma, è uscita la prima edizione. E rispetto alla prima edizione ci sono dei capitoli aggiuntivi, tra i quali uno interessante sui monasteri femminili in Sicilia, sul quale c'è pochissimo perché è molto difficile riuscire a capire informazioni dalle sorelle che sono molto chiuse, e poi un approfondimento anche sul famoso cioccolato di Modica, un capitolo particolare di chiusura alla fine su New York, perché abbiamo un importante pasticcere siciliano a New York che tra l'altro ha dato una mano nella realizzazione di questa seconda edizione. Questo invece è un dolce antico del centro della Sicilia ed è crema fritta all'arancia. È molto interessante. Nel libro c'è la ricetta. Questi invece sono i bucellati, tipici dolci di Natale, ripieni di frutta secca, frutti secchi. E le forme sono le più svariate, dalla ciambella a questi piccolini. Questi invece è la dolce Savoia. Ecco, questa invece è una foto molto particolare, legata a una festa precisa, periodo pasquale, sono i cannostri di San Biagio Bladani. E questo che vede è in particolare di un arco, archi che vengono allestiti in città a Pasqua, è molto bella secondo me questa foto. Questo è sempre San Giuseppe, il pane legato a San Giuseppe, pane votivo. Ci sono forme floreali, ma anche forme, sembrano zoomorfe. Sì, ma solitamente il pane votivo riprende forma del corpo umano, perché secondo il rito, insomma, la parte del corpo che sta male si fa la forma con il pane e poi guarisce. Però sì, le varianti, insomma, sono infinite, come può vedere. Quindi sono antropomorfe, anatomiche, zoomorfe, floreali. Queste invece altre cassatelle raviole ripiene di ricotta, poi anche un ingrediente tipico è il pistacchio. Anche queste fritte. Questo invece è il rollò, che è un dolce tipico dell'interno di Caltanissetta, ed è un dolce che appunto c'è la ricotta, ingrediente tipico, e poi questa copertura dove c'è il cacao. Ma ho sentito che anche nel messinese per esempio è un dolce legato a Natale, non lo so perché, però è tipico dell'interno. I gessi? Come? I gessi? I gessi anche questi, un frutto tipico, infatti le persone di fuori non li conoscono i gessi, e questa è la granita che insomma si mangia in questo periodo. Questo invece è un dolce tipico di l'Escara a Friddi, dolce che io non ho mai assaggiato. Il ripieno sarà sempre quello, potrebbe essere cedro oppure, secondo me è cedro il ripieno. Non mi sembra pistacchio perché sennò sarebbe più verde. Belle queste foto, complimenti. Grazie. Bellissime. Quindi lei è interessato a cosa di preciso per quanto riguarda la